piatto di oggi sarà a base di sgombro del nostro mare Mediterraneo, pomodorini datterino, dei capperi, aglio, olio, peperoncino, ma sfumeremo il nostro sgombro con un vino spumante rosé di Castiglione di Sicilia. Sappiamo che con l'invecchiamento i nostri pazienti possono andare incontro a una patologia molto importante qual è appunto la demenza senile e l'Alzheimer. Ebbene, l'assunzione costante di omega 3 e quindi di pesce, in particolare di pesce azzurro, porta anche qui una minore incidenza dell'insorgenza di demenza senile e di Alzheimer, legato essenzialmente anche a una migliore efficacia dell'omega 3 sulla vasodilatazione e sull'apporto di ossigeno a livello del tessuto cerebrale. Partiamo nello sfilettare. Intanto aggiungiamo nella padella l'olio Evo, sempre della nostra bella Sicilia, l'aglio, il peperoncino, dei filetti d'acciuga che andremo a sminuzzare e rosoliamo mettiamo lo sgombro, i capperi, e una manciata di olive, di due tipologie sono. Intanto l'acqua della pentola bolle, mettiamo il sale, caliamo la pasta, sfumiamo con il nostro vino spumante. Con un po' di sale, tagliamo i nostri pomodorini, un po' di acqua di cottura della pasta, quindi andiamo a tagliare un po' di prezzemolo fresco. A questo punto andremo a mettere la nostra pasta che andremo a definire in padella. Ci siamo quasi, adesso andiamo ad impiattare. Mettiamo un po' di prezzemolo tritato fresco. Abbiamo un filo d'olio.
il piatto con sgombro e pomodorini è pronto.